Sardegna, 3000 anni fa, in una terra contesa fra montagne battute dal vento e un mare immenso, due civiltà si incontrano. Città suggestive, costruzioni misteriose, tombe gigantesche, statue possenti, grandiosi santuari. La storia e i luoghi vissuti dagli antichi popoli nuragici, fenici e punici. Sardegna. Pietre, massi sparsi sulla sabbia, sulle colline aride e i boschi impervi. Resti di antiche torri che svettano alte più di 20 metri. Sparsi a migliaia ovunque, i nuraghi sono il principale elemento fondante dell'immaginario dell'isola. Disegnano una terra primitiva che sembra mantenere inalterate le sue caratteristiche e il suo fascino antico. E alimentano l'immagine inventata di una Sardegna immune da contatti e influenze esterne. Uno stereotipo che nel secolo scorso è sfociato nell'ideologia razziale. I sardi vanno considerati come un gruppo purissimo di quegli ariani mediterranei che trovano la migliore espressione entro la razza italiana. Non potevano appartenere a opachi aggruppamenti razziali africani, quegli uomini i cui antenati avevano dato origine alla luminosa civiltà dei nuraghi. Con queste parole, lo scienziato Lino Businco, firmatario del Manifesto della razza, nel 1938 teorizza l'idea di un'autentica razza sarda che non è mai stata contaminata da culture considerate inferiori come quella fenicia. Gli fa eco, un anno dopo, Paolo Rubiu, che contrappone le zone interne della Sardegna, fieramente isolate, a quelle costiere, che invece hanno dovuto sottostare a dei contatti esterni. Quelle sono zone di impoverimento del sangue della stirpe, sulle quali tuttavia prevarrà nelle ore gravi il centro indigeno. Niente razza di pigmei mediterranei, i sardi, né spirito mercantile di fenici semiti. Razza autoctona, quella di Sardegna, insediata nell'isola prima delle migrazioni dell'Oriente semitico. La ricerca archeologica ha fatto giustizia di queste derive razziste. Ma ancora oggi, in un'epoca in cui le migrazioni risvegliano paure, è necessario rinforzare la memoria dei contatti e degli incontri che hanno interessato l'antico passato della Sardegna. Vengono visti i fenici sempre in contrapposizione con il mondo nuragico, che viene visto in forma unitaria, mai esistita, e viene visto come il mondo puro contro questi mercanti col naso adunco e la barbetta a punta che commerciavano fregando le popolazioni locali. Purtroppo la politica si è servita del mondo della cultura per contrabbandare un'idea inesistente. Gli scavi archeologici non solo ci hanno restituito il vero volto del popolo sardo, ma hanno contribuito a riscrivere la storia di tutto il Mediterraneo, perché quella della Sardegna è una storia che viene anche dal mare. La scoperta sull'isola di numerosi reperti risalenti all'età del bronzo, come i lingotti di rame a pelle di bue di origine cipriota, è un chiaro indice di contatti frequenti con il vicino Oriente. La Sardegna, già da epoche remote attraversata da contatti e scambi, che si intensificheranno dopo il 1000 a.C., quando i Fenici iniziano la loro grande espansione nel Mediterraneo. È un'avventura culturale appassionante, rimasta sepolta sotto una coltre di leggende che per secoli hanno narrato le storie di mitiche creature di un pantheon dimenticato, come il benevolo dio Sardus Pater, la nefasta dea Tanit, le Ijanas, le streghe dei boschi, e i giganti che si nascondono nei nuraghi. È puro, in carrio, in sugora su sbeli poccessi, su sghissi polisciori.
heredeo de trampas de orcos guerreros a corros, de bruxos ingrengueres a lepa de bronzo, insicurrati in uracis, in artu, in messas de vetra. Ciò che va sotto il nome di civiltà nuragica si sviluppa a partire dalla piena età del bronzo, intorno al 1800 a.C. Noi usiamo questa denominazione molto vaga forse di civiltà nuragica, di archeologia nuragica, intendiamo un periodo lunghissimo, in cui in realtà ci sono delle differenze anche sostanziali. Però, come indica il nome, il nuragico si fa riferimento al monumento simbolo, al monumento principale che è stato costruito dalle comunità sarde di questo periodo, il nuraghe. Curvilinei, senza finestre, circondati spesso da possenti cinte murarie, i nuraghi hanno l'anima di granito, calcare o basalto. Se ne incontrano all'incirca 7.000, sparsi su tutta l'isola. Da tempo gli archeologi si interrogano sulla loro funzione. Residenze aristocratiche, oppure sistemi di difesa, ma forse anche torri di vedetta e persino strutture utilizzate per comunicare a distanza mediante l'accensione di fuochi e la produzione di fumi. Uno degli insediamenti nuragici più grandiosi è quello di Su-Nuragi, a Barumini. Si tratta della testimonianza monumentale più importante della civiltà nuragica, riconosciuta anche dall'UNESCO come uno dei luoghi del patrimonio mondiale dell'umanità. Qui, attorno al nuraghe risalente al XVI secolo a.C., sorge un imponente villaggio. Le abitazioni sono costituite da più ambienti che si affacciano su un cortile centrale. La società che ha dato vita alla costruzione dei nuraghi era probabilmente una società su base parentelare, quindi erano delle comunità di consanguinei che realizzavano un nuraghe. Poi da un nuraghe se ne costruisce un altro vicino perché la comunità si allarga, cresce, la famiglia cresce, e così via si dà vita a piccoli gruppi di nuraghi in cui una comunità di consanguinei vive e occupa quella parte del territorio. La civiltà nuragica raggiunge il suo splendore durante la metà del secondo millennio a.C. Poi, a partire dal 1200 a.C., qualcosa inizia a cambiare. E le comunità che prima costruivano i nuraghi ora si spostano la loro attenzione dal nuraghe al villaggio. E quindi il villaggio diventa il luogo dove la comunità si insedia. E chiaramente possiamo pensare che il villaggio non fosse il villaggio dove una famiglia stava, ma più famiglie che vivevano in un dato territorio si riuniscono per vivere nel villaggio. La capanna delle riunioni, costruita all'interno del complesso nuragico di Palmavera, nei pressi di Alghero, rappresenta uno di quei nuovi ambienti che diventano centrali nei villaggi nuragici. Questa capanna delle riunioni è l'ambiente più vasto dell'intero villaggio e anche della camera del nuraghe. Ha un diametro di oltre 11 metri, destinata a consigli immaginiamo di anziani, di capifamiglia del villaggio, dove si dibattevano i problemi della comunità. Ci indica anche il cambiamento che è avvenuto nella società e nel mondo nuragico. E qui invece abbiamo un mondo aperto, dove appunto tutti i cittadini oppure chi capifamiglia avevano la possibilità di discutere e di costruire il loro futuro. È la società che è organizzata in modo diverso, quindi una società su base territoriale che ha come modalità di aggregazione la costruzione dei luoghi di culto comunitari, quelli che noi identifichiamo soprattutto con i monumenti legati al culto dell'acqua. Legati al culto dell'acqua quindi sono i pozzi sacri, le fonti sacre. Evidentemente l'acqua è un elemento importante nella ritualità di queste comunità. Quindi i santuari nuragici risultano il fulcro della vita sociale di queste comunità.
A Santa Vittoria di Serri, attorno al Pozzo Sacro, troviamo un monumentale complesso di templi, altari e capanne, meta di pellegrinaggi da tutti i villaggi limitrofi. Un vero e proprio santuario federale, il più grande di tutta la Sardegna. Il santuario era un posto dove la comunità del villaggio esplicava, diciamo, qualche forma di governo della comunità organizzata nel territorio. E questo, come in realtà avviene in tutte le società antiche, avveniva probabilmente in occasioni di feste. Il Pozzo Sacro, fulcro di tutto il santuario, è costruito con mattoni curvi modanati e montati con mirabile maestria. Le offerte votive, spesso acquistate nelle botteghe attigue, sono generalmente in bronzo. I nuragici lo ottengono miscelando il rame e lo stagno provenienti dalle miniere locali. I bronzetti, ossia le statuine alte mediamente 10 cm, costituiscono la produzione artistica più tipica della cultura nuragica. Raffigurano navicelle lucerne, spade e animali selvatici. Ma le rappresentazioni più significative sono quelle umane. All'interno di queste raffigurazioni noi riconosciamo ruoli diversi. Sicuramente una forte componente è quella dei guerrieri. Riusciamo a ricostruire nel dettaglio abbigliamenti, armi, il modo di portare le armi. Riusciamo a ricostruire il ruolo anche della donna, perché la donna ci appare comunque innanzitutto molto spesso con ruolo di sacerdotessa, perché sono personaggi femminili con degli abiti particolarmente curati, e alcuni soggetti sicuramente fanno parte, sono protagonisti di racconti, di miti che facevano parte del pantheon delle leggende, dei racconti che erano vivi all'interno delle comunità nuragiche. Forse uno per tutti è la famosa Madre dell'ucciso, c'è un personaggio femminile che ha nel grembo un ragazzo, un giovane, perché ha un pugnale sul petto, e il pugnale ad elsa gammata, che è quello che viene riconosciuto come il simbolo dell'età adulta nel guerriero, tanti elementi simbolici che ci parlano di un qualcosa che noi difficilmente riusciamo a cogliere, però sono appunto un documento straordinario. Oltre a quella cultuale, anche la sfera funeraria assume grande rilevanza presso i nuragici. La presenza di necropoli imponenti attesta l'esistenza di una particolare devozione verso i morti. La tomba dei giganti di Sconcias di Quartucciu, non lontano da Cagliari, datata fra il XIII e l'XI secolo a.C., viene chiamata Sadomo e Sorcu, la casa dell'orco. La tradizione popolare vede in strutture come questa dei luoghi di sepoltura di spaventosi giganti. In realtà questi sepolcri sono giganteschi perché ospitano i resti di decine di persone. Sul finire del secondo millennio a.C., il nuraghe stesso diventa oggetto di culto. Noi possiamo notare nella documentazione archeologica come riproducano in modo, forse possiamo dire quasi ossessivo, il nuraghe, e sicuramente si tratta di un aspetto ideologico molto profondo, perché sembra legittimare la loro presenza in un dato territorio attraverso il ricordo di quello che gli antenati hanno costruito il territorio. Addirittura negli altari che noi troviamo all'interno dei templi, in molti di questi vi è riprodotta la torretta del nuraghe in uno o più lati.
Questo richiamo simbolico alla memoria denota il bisogno delle aristocrazie indigene di definire l'identità nuragica rispetto a una cultura altra che si sta affacciando sul territorio, quella degli intraprendenti mercanti che giungono da Oriente, i Fenici. Una delle prime tracce di rapporti commerciali regolari fra popolazioni nuragiche e fenice la troviamo a Sant'Imbenia, nei pressi di Alghero, dove, a ridosso del nuraghe, è stata ritrovata una vera e propria piazza del mercato. Sant'Imbenia è una piazza del mercato che si costituisce come progetto architettonico e urbanistico verso la fine del IX secolo, proprio grazie alla presenza di mercanti che, venendo qui praticamente tutti gli anni, creano con le popolazioni locali un rapporto assolutamente forte. Intorno a questa piazza, intorno a questi ambienti, sorgono poi degli isolati che sono le case di rappresentanza di tutti i villaggi del territorio che vengono qui a fare mercato. Siamo ancora in un'epoca premonetale, per cui le transazioni avvenivano o a numero di colli o a peso del metallo. In questa cartina abbiamo voluto rappresentare la situazione del Mar Mediterraneo e della Sardegna nei secoli a cavallo tra il IX e il VII secolo a.C. In questi secoli assistiamo a dei contatti e a uno scambio non soltanto di prodotti, ma soprattutto a uno scambio di idee, a uno scambio di conoscenze tecnologiche. Sono arrivati a Sant'Imbenia materiali appunto dalla Fenicia, dal Levante, quindi dal Libano, da Cipro e da tutte le coste poi fino ad arrivare al Nord Africa e alla penisola iberica. È interessante vedere, naturalmente la ceramica è sempre il materiale predominante perché è quello che maggiormente si conserva e quello che naturalmente veniva anche prodotto in maggiori quantità. Oltre a questo abbiamo inserito alcuni vaghi di collane. Abbiamo un vago in cristallo di rocca che probabilmente arriva dall'area italiana, dall'area alpina, delle ambre del Mar Baltico, quindi immaginiamo anche la distanza effettiva di questi contatti. E abbiamo poi degli altri vaghi in pasta vitrea. Sono comunque tutte testimonianze di questi contatti commerciali che hanno poi fatto sì che si creasse questa situazione assolutamente particolare e importante nella Sant'Imbenia di questi secoli. Le merci fenice si diffondono rapidamente anche nell'abitato di Surachi, nel territorio di San Vero Milis. Qui l'imponente complesso nuragico si trasforma in un villaggio vivace e produttivo proprio grazie ai contatti con i mercanti orientali. Noi stiamo scavando fuori dal nuraghe e noi l'interesse all'età del ferro, il incontro con i fenici, col mondo punico, è solo nell'età fenicia proprio che troviamo gruppi consistenti di gente e da quel punto non sono solo più oggetti che vengono spostati dalla gente, ma sono anche cose immateriali, proprio conoscenze, maestranze, tecniche, il saper fare, come si definisce tecnicamente, e quello è importante, e queste conoscenze e maestranze si tramandano soltanto tramite contatti diretti. All'inizio della fase, seconda metà dell'ottavo, abbiamo artigiani che fanno ceramiche nuragiche e artigiani che fanno ceramiche fenicie, distinte tecnologie, distinte metodologie, distinta estetica. Poi a un certo punto vediamo il mescolarsi di queste tradizioni artigianali. Questo significa che gli artigiani iniziano a sperimentare forme scambiandosi tecnologie, scambiandosi estetiche e poi le generazioni successive non sono più artigiani fenici o nuragici, sono artigiani sardi che non si pongono il problema di una distinzione etnica. Quello che ci dice di molto importante lo scavo di questo nuraghe, lo scavo che stiamo facendo, è vedere come queste due espressioni culturali, sociali, politiche vanno intrecciandosi
con la popolazione che rimane sempre quella, non abbiamo tracce di ecatombe, cioè è una popolazione che mantiene alcune sue tradizioni, ad esempio tradizioni alimentari di tipo nuragico, ma che a un certo punto gli piace la moda fenicia dei piatti da mangiare, per cui la carne di bovino, che magari se la cucinano ancora alla moda nuragica, se la mangiano nel piatto di tipo fenicio. Ma chi sono i Fenici? Da dove vengono? E cosa li ha spinti in Sardegna? Ciò che contraddistingue fin dall'inizio la diaspora fenicia verso Occidente è soprattutto, come abbiamo detto, la ricerca di materie prime. Chi ha provocato questa spinta sono state un po' le condizioni demografiche, e quindi il miglioramento delle condizioni ambientali della Fenicia, la spinta dei grandi imperi mesopotamici verso la costa e quindi la ricerca di nuovo spazio e nuove risorse. I loro spostamenti avvengono lungo due rotte principali, una che passa per Cipro, raggiunge Malta e forse da lì si collega alla Sicilia, e l'altra che lambisce le coste africane per poi piegare verso la Sicilia e la Sardegna, fino a toccare le isole Baleari. Raggiunte le colonne d'Ercole, i Fenici si sarebbero poi spinti a nord verso la Cornovaglia e a sud fino in Africa occidentale. I Fenici, con le loro modernissime navi, creano delle vere e proprie reti commerciali. Conoscono bene le correnti marine e sanno navigare anche di notte, orientandosi con la stella polare, che i greci infatti chiamano Stella Fenicia. Sono proprio i greci a coniare il nome Fenici. Phoenix in greco significa rosso porpora, come il colore che i Fenici utilizzano per colorare i tessuti. Questo pigmento viene estratto dai murici, molluschi le cui conchiglie frantumate sono state ritrovate in enormi quantità nelle vicinanze delle città fenicie. Ma i Fenici non commerciano solo pregiate vesti purpuree. Le stive delle loro navi sono piene di metalli, manufatti in pasta vitrea, in ceramica e in avorio, oltre che di grano, vino, sale e conserve alimentari di carne e pesce. I Fenici vanno verso Occidente alla ricerca soprattutto di materie prime e di proteine nobili. Sono le grandi necessità del mondo antico. Tra le materie prime eccelleva l'argento, perché l'unità di misura del vicino Oriente era lo shekel, il siclo. Tra le proteine, ovviamente, tra le proteine nobili, la ricerca era quella del tonno, per cui i Fenici in momenti stagionali, quindi da aprile fino a giugno, fino a luglio, impiantavano nel Mediterraneo occidentale degli stabilimenti della pesca al tonno che sono rimasti poi storici e sono continuati fino ai giorni nostri quasi. La loro abilità nel commercio li porta ben presto a impiantare vari empori su isole e luoghi costieri dotati di un doppio porto, come Cartagine, Ibiza, Malta e in Sicilia Mozia, Palermo e Lampedusa. In Sardegna, con il passare del tempo, le ricche famiglie fenicie cominciano a insediarsi lungo la costa e in pochi decenni nascono i primi villaggi, spesso accanto a quelli nuragici. Verso il 770 a.C. i Fenici si stanziano nell'isoletta di Sant'Antioco, nel luogo che poi prenderà il nome di Sulchi. La vicinanza alla terraferma e la prossimità delle miniere metallifere sarde ne fanno un luogo ideale. Da semplice scalo marittimo, Sulchi si trasforma rapidamente in un emporio, fino a diventare una vera e propria città, la città più antica della Sardegna. Le due popolazioni gradualmente si fondono. In alcune abitazioni di questo periodo, gli archeologi rinvengono pentole nuragiche e piatti di fattura fenicia.
Sono il segno tangibile di un rimescolamento culturale e sociale dovuto ai primi matrimoni misti fra le due popolazioni. Anche il culto indigeno dei morti si trasforma. Accanto alle normali sepolture viene creato il Tophet, senza dubbio uno dei luoghi fenici più enigmatici e oscuri, divenuto l'emblema stesso della loro presenza nel Mediterraneo occidentale. I fanciulli salivano lentamente e poiché il fumo che si innalzava dal rogo formava alti vortici, così, visti da lontano, parevano svanire entro una nube. Quando le fiamme avvolgono il corpo, si irrigidiscono le membra della vittima e il suo viso sembra tirato come quello di chi ride, finché in un ultimo spasmo il bimbo cade nel braciere. Perciò questo riso ghignante è detto sardonico, perché essi muoiono ridendo. Hanno edificato alture a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti. Verranno giorni, dice il Signore, nei quali questo luogo non si chiamerà più Tophet e Valle di Ben Hinnon, ma piuttosto Valle della Strage. I Tophet sono dei santuari a cielo aperto che ospitano delle urne cinerarie, all'interno delle quali sono conservati i resti combusti di neonati e in alcuni casi anche di piccoli animali. Il primo santuario di questo tipo è stato scoperto nel 1921 nei pressi di Cartagine ed è stato associato dagli archeologi e dagli storici al luogo chiamato Tophet, noto da vari passaggi della Bibbia, in cui si celebrava il rito del sacrificio del primogenito al dio Baal Hammon. Fino a pochi decenni fa, l'immagine del Tophet come luogo di sacrificio di bambini, il cui rituale prevedeva prima l'uccisione e poi la combustione del corpo, era predominante nell'interpretazione del santuario. L'interpretazione cruenta di questo rito particolare è nata soprattutto in modo vivacissimo nell'Ottocento grazie a Gustave Flaubert, che ha pubblicato il libro Salammbô, nel quale si immagina l'avvio verso il sacrificio del piccolo Annibale che poi viene salvato. In realtà è un'interpretazione dovuta a un racconto di Diodoro Siculo, il quale Diodoro Siculo narra di questo sacrificio che i cartaginesi effettuavano al dio Cronos, che è l'ipostasi greca del dio Baal Hammon. Naturalmente quindi il mondo degli studi si è spezzato in due tra i sostenitori della tesi dell'infanticidio e coloro i quali invece ritengono che si tratti appunto di un santuario particolare nel quale venivano deposti i defunti, nati morti o deceduti in tenera età. A parer mio impensabile che si potesse praticare l'infanticidio sistematico, che sarebbe equivalso a una sorta di suicidio per queste comunità. Accanto alle urne troviamo delle stele di pietra raffiguranti alcune divinità fenicie. Il significato di queste rappresentazioni potrebbe essere quello di una richiesta di protezione ultraterrena per i piccoli defunti, oppure potrebbe trattarsi di dediche in olocausto a numi sanguinari. Un'altra possibilità è che le stele siano ex voto. Dopo il rito funebre veniva chiesta alla divinità la grazia di un ulteriore bambino. Se questa grazia avveniva, veniva posta nel santuario una stele per grazia ricevuta. Que Shema Kolo we Barakho, perché ha ascoltato la mia voce e mi ha benedetto. Spesso le stele raffigurano il dio Baal Hammon o la dea Tanit, la divinità femminile fenicia, simbolo di fertilità, di amore,
ma anche di morte. Nel Tophet gli archeologi hanno ritrovato anche i corredi funerari in miniatura dei bambini. In alcuni casi sono stati scoperti vasi bollilatte tipici della tradizione nuragica, segno di un incontro culturale che ormai è diventato una vera e propria convivenza. Il bollilatte nuragico evoca la storia di una famiglia mista, di un bambino forse sacrificato a un perfido dio fenicio, ma nutrito amorevolmente nell'aldilà grazie al pietoso genitore sardo. Il Tophet resta ancora oggi un luogo enigmatico. Sulla base delle ricerche non si può escludere che nel santuario si praticasse il sacrificio cruento dei bambini. Le ceneri nelle urne non possono dare una risposta definitiva alla questione e l'interpretazione di questi santuari continua a dividere gli studiosi. Di certo non aiutano molto le testimonianze sul rituale del Tophet provenienti dagli storici romani e greci, tradizionalmente nemici del popolo fenicio. Sono fonti che devono essere considerate con molta cautela. Siamo nella terra di mezzo tra storia e propaganda. È difficile ricostruire la verità in un contesto privo di fonti storiografiche autoctone. Infatti, la civiltà fenicia non ci ha lasciato quasi nulla di scritto. Uniche eccezioni sono alcune decine di iscrizioni di tipo votivo o funerario. Probabilmente politico è il significato della più famosa epigrafe fenicia in Sardegna, ritrovata nel villaggio di Nora. Poco è rimasto del sito fondato qui dai Fenici nell'VIII secolo a.C. sull'incantevole promontorio di Capo di Pula, a causa della ricostruzione del centro avvenuta in epoche successive, soprattutto nella fase romana. Tuttavia, il rinvenimento della stele costituisce una fondamentale testimonianza della civiltà fenicia. Datata fra il IX e l'VIII secolo a.C., rappresenta il più antico documento lasciatoci dai Fenici in Sardegna, ma soprattutto è il primo esempio occidentale di scrittura fonetica. I Fenici, perfezionando la scrittura cananea, abbandonano i segni pittografici e i geroglifici per mettere a punto uno strumento in grado di registrare le informazioni con un numero limitato di segni. È la straordinaria invenzione dell'alfabeto. Ma la stele di Nora è importante anche perché probabilmente è la più antica attestazione del nome della Sardegna. Vi compare infatti il toponimo SHRDN, senza vocali, come tipico della scrittura fenicia. La stele di Nora è il primo documento scritto fenicio trovato in terra di Sardegna. È un'iscrizione estremamente controversa. L'unica parola che sembra essere in sé conchiusa e chiara è la parola Shardan, che secondo la comune accezione indicherebbe Sardegna. Teniamo presente che però per il mondo nuragico non esisteva una parola Sardegna e quindi è controverso che si tratti della parola Shardan uguale Sardegna. Sul contenuto dell'iscrizione, gli studiosi sono divisi fra chi ritiene si riferisca alla commemorazione di una spedizione e chi pensa al culto celebrativo di Babai, il leggendario dio guerriero dei sardi nuragici, che in seguito prenderà il nome di Sardus Pater. Proprio al dio Sardus Pater è dedicato il tempio di Antas, vicino a Flumini Maggiore. Il santuario è la testimonianza più evidente dell'incontro delle varie popolazioni in terra sarda. Dedicato al padre della civiltà autoctona, venerato dai nuragici, sarà frequentato anche dai cartaginesi. I villaggi sardi si ispirano sempre più ai modelli fenici. Emblematico è il sito di Monte Sirai, sorto nel 725 a.C. su un promontorio che si affaccia davanti all'isola di Sant'Antioco.
All'ingresso della città sorge un tempio dedicato alla divinità fenicia Astarte, dove sono state rinvenute 2 rare sculture di epoca fenicia raffiguranti la stessa dea e il dio Bes, un nome raffigurato come un nano buffo e grottesco, amico dei bambini e protettore della maternità. L'architettura del villaggio è mista, con elementi curvilinei nuragici ed edifici di tipo orientale. Le condizioni strutturali dell'insediamento di Montesirai consentono di conoscere nel dettaglio l'articolazione delle case, che vediamo seguono uno schema che è ampiamente documentato in Oriente e che avrà tra l'altro larga fortuna in tutto il Mediterraneo e nello specifico in Sardegna, cioè le cosiddette case a corte, cioè quelle case distribuite in insule, quindi diciamo in piccoli quartieri regolari affacciati su una strada, che venivano costruite attorno ad una corte centrale, quindi uno spazio a cielo aperto che dava luce a tutti gli ambienti interni della casa e che costituiva appunto l'unica apertura verso l'esterno, oltre ovviamente alla porta. Gli scavi hanno dimostrato anche che esistevano dei sistemi complessi di smaltimento delle acque reflue, quindi con delle canalette sottopavimentali che sbucavano al di fuori dell'abitazione sotto la strada. E gli scavi hanno altresì dimostrato la presenza, anche se non è documentata a livello materiale, ma solo indirettamente, di almeno un secondo piano, ma probabilmente anche un terzo piano, perché ritroviamo delle piccole scale in muratura che dovevano poi continuare con un soppalco ligneo. Non lontano da Montesirai troviamo un sito rappresentativo del rapporto di cooperazione fra fenici e nuragici. Qui, attorno a una vecchia torre nuragica, viene fondata un'area industriale cogestita da entrambi i gruppi. Il sito è circondato da una doppia fortificazione, nuragica e fenicia, che evidentemente serve a difendere mezzi di produzione e beni considerati di lusso. Infatti troviamo l'officina del vetro più antica di tutta la Sardegna, che produce una pasta di vetro lavorata con tecnica fenicia. All'interno dell'area è stata ritrovata anche una conceria. L'officina della lavorazione delle pelli è stata individuata grazie al ritrovamento prima di tutto di una serie di vasche che comunicavano l'una con l'altra. Quest'acqua veniva dalla cima della collina dove si trova il nuraghe e si incanalava nei vicoletti, andava a caricare le vasche una di seguito all'altra. Sopra queste vasche abbiamo trovato una serie di anfore. In alcune di queste anfore all'interno abbiamo trovato della calce. La calce era uno degli elementi fondamentali per la lavorazione delle pelli. Accanto alla conceria troviamo il laboratorio di ceramica. Buona parte della produzione ceramica ritrovata al nuraghe Sirai, quella di tradizione fenicia, è caratterizzata da una decorazione realizzata con un rivestimento tipicamente fenicio, cioè una pellicola rossa ottenuta per immersione del vaso in una miscela di acqua e argilla colorata. Possiamo parlare delle anfore tipo nuraghe Sirai, che abbiamo chiamato così proprio perché sono state individuate presso il nuraghe Sirai per la prima volta. Sono delle anfore che hanno una forma tipica della tradizione nuragica, cioè quella che si richiama ai vasi a collo. La forma è ancora ovoide, le anse sono a gomito rovescio, che sono quasi una marcatura a fuoco, diciamo, della tradizione nuragica, ma le pratiche per realizzarla, a partire dalla scelta degli impasti, come anche la tornitura col tornio veloce, come anche la cottura in forni dove è presente l'ossigeno, o il trattamento delle superfici, ci dicono che il prodotto non è più né totalmente fenicio né totalmente nuragico, ma è un prodotto sardo di questo periodo. Il centro del nuraghe Sirai ci mostra come il modello economico di sviluppo misto fenicio-nuragico funzioni in modo efficiente. Ma c'è un momento in cui i centri fenici cominciano ad essere qualcosa di più
di un semplice avamposto commerciale per diventare vere e proprie città-stato indipendenti. Tarros, sul golfo di Oristano, è il più importante esempio di città-stato in Sardegna. È il caratteristico luogo fenicio che costituiva fondamentalmente un porto. Il porto di Tarros era fondamentale per l'imbarco anche del ferro prelevato dal Montiferru, che era molto vicino all'area tarrense. La città è un punto nevralgico dei commerci internazionali, ha scambi frequenti con l'Africa, la penisola iberica e il sud della Francia. Non lontano da qui, a Monteprama, sono stati ritrovati i resti di una necropoli indigena monumentale del IX secolo a.C. Gli archeologi hanno portato alla luce frammenti di imponenti statue di pietra che raffigurano guerrieri ed eroi. Le sculture rappresentano una novità rispetto alla produzione artistica nuragica di bronzetti di piccole dimensioni. Forse è per questo motivo che le statue sono state soprannominate giganti. In realtà la loro statura è paragonabile a quella umana. Probabilmente le statue sono state scolpite per rappresentare gli eroi di una prestigiosa famiglia aristocratica, forse sepolti proprio nelle tombe limitrofe. Gli archeologi sono convinti che le statue di Monteprama siano state distrutte intenzionalmente dai Fenici, forse a causa di dissidi legati al controllo del territorio e delle risorse. In tal caso, l'abbattimento dei giganti segnerebbe un conflitto significativo fra le due comunità. In generale, fino all'avvento di Cartagine, non esistono evidenze che autorizzano a ipotizzare una conflittualità profonda fra i Fenici e i Nuragici o un predominio dei primi sui secondi. Nessuno dei due gruppi prevarrà, ma ben altro sconvolgimento sta per segnare le sorti dell'isola con l'avvento dei Fenici di Cartagine. L'incontenibile affermazione della colonia nordafricana seguirà logiche nuove, non più soltanto commerciali, ma, secondo diversi studiosi, di vero e proprio dominio politico e militare. Cartagine, impegnata in un lungo conflitto contro la Grecia per il controllo della Sicilia, nel VI secolo capisce che per mantenere l'egemonia nel Mediterraneo occidentale deve rilanciare la propria spinta coloniale con più decisione. Cartagine si muove verso il 570-560 a.C. verso la conquista delle grandi isole del Mediterraneo centrale. Quindi invade la Sicilia, la parte occidentale della Sicilia, e la fa sua nel 550 a.C. Poi rivolge 10 anni dopo le sue attenzioni verso la Sardegna, prova a sbarcare, ma evidentemente l'opposizione delle città fenicie, prima di tutti sul Chi, rende impossibile questo disegno cartaginese. Ma nel 509 a.C. la Sardegna si arrende per diventare una colonia in mano ai cartaginesi, che da adesso sono designati con il nome di Punici. I Punici impongono alle popolazioni indigene una durissima tassazione, abbattono i frutteti per instaurare la monocultura del grano, prendono il controllo delle miniere e dei porti e spesso radono al suolo gli insediamenti sardi. È quanto probabilmente avviene a Monte Sirai, ma la distruzione lascia il posto a una nuova ricostruzione. Gli archeologi, infatti, hanno trovato i resti di tipiche sepolture puniche con tombe a inumazione. All'interno troviamo loculi e nicchie dove si ripongono corredi e offerte votive. Le decorazioni sono essenziali. Una tomba reca su un pilastro il simbolo della dea Tanit rovesciato, come per indicare la discesa dell'anima nel regno dei morti. Spesso sulle pareti sono raffigurati anche volti demoniaci in pietra per spaventare chiunque voglia disturbare il riposo eterno dei sepolti. Non lontano dalla necropoli troviamo anche il cimitero dei bambini, che vengono inumati all'interno di lunghe anfore.
L'esempio più grandioso di necropoli punica in Sardegna rimane quello di Caralis, l'attuale Cagliari. La monumentale necropoli di Tuvigeddu è il segno dell'ampiezza della città. 80 ettari di tombe scavate nel calcare a una profondità che arriva fino agli 11 metri. Al loro interno, delle piccole aperture introducono alle camere funerarie, talvolta finemente decorate. A Sulchi le tombe puniche ritrovate dagli archeologi sono estremamente raffinate, spesso coperte di sculture e pitture di gusto egizio. Nella camera sepolcrale troviamo ricchi corredi. Sul fondo sono dipinte false porte a indicare il passaggio all'aldilà. Il ritrovamento nella necropoli di 2 imponenti leoni in trachite bianca rende l'idea di come Sulchi sia adesso un centro di primaria importanza. Non maestosa come Sulchi, ma sicuramente rilevante dal punto di vista produttivo e artigianale, la vicina città punica di Pani Loriga suscita oggi l'interesse degli archeologi dell'Istituto di Studi del Mediterraneo Antico del CNR. L'insediamento punico era articolato in un abitato, in una necropoli rupestre, in un'area sacra e in un'area dedicata ad attività produttive. In questo momento stiamo scavando una parte dell'abitato composto appunto di un grande edificio polifunzionale in cui venivano realizzate numerose attività. Un ambiente in particolare in fase di scavo ha rilevato la presenza di focolari e abbiamo addossato alle pareti degli ambienti anfore che sono state rinvenute in frammenti a causa del crollo dell'edificio. Le suppellettili ritrovate dagli archeologi saranno restaurate e studiate per poi essere esposte nelle vetrine dei musei. Sono oggetti che ci raccontano usi e costumi lontani nel tempo, ma che non riescono a restituirci la tensione drammatica di un periodo in cui la Sardegna è segnata da sanguinose ribellioni contro il giogo punico. Cartagine riesce a mantenere il proprio dominio per quasi 3 secoli, nonostante sia impegnata in un secondo difficile conflitto con un'altra superpotenza: Roma. Le guerre puniche iniziano nel 264 a.C. In Sardegna i nuragici si schierano inaspettatamente a fianco dei punici. È il segno di un nuovo rapporto che si è instaurato fra le 2 popolazioni. Del resto, anche dal punto di vista religioso, i punici hanno ormai assimilato i culti indigeni come quello del Sardus Pater. Ma nonostante l'apporto indigeno, nel 238 a.C. i cartaginesi sono costretti a cedere ai romani la signoria dell'isola. La Sardegna prima diventa provincia senatoria, ma poi con l'avvento di Augusto la trasferisce a se stesso e diventa una provincia della casa imperiale e quindi diventa proprietà dell'imperatore praticamente. Tant'è vero che quindi la casa Giulio Claudia aveva l'appannaggio delle miniere d'argento del Sulcis Iglesiente. Sulle coste gli invasori costruiscono città maestose ed eleganti. Nora diventa la prima città romana in Sardegna, sia per grandezza che per importanza. Al posto degli edifici nuragici, fenici e punici, ora sorgono il foro, il tempio, il teatro, la basilica, 2 terme e splendide ville con mosaici, statue e colonnati. Nora adesso è un municipium romano a tutti gli effetti. La Sardegna è ormai romana. Tutto ciò che è stato prima
viene lentamente distrutto, anche la memoria. Gli storici romani riscriveranno il passato. I Fenici, così come i Punici, saranno per sempre ricordati come traditori, incivili e spietati, mentre dei Nuragici quasi si perde la memoria, salvo riesumarli per controversi fini politici. Di questa grande epopea rimangono solo rovine e qualche vestigia, come l'antico santuario nuragico di Antas, poi diventato tempio punico e in seguito arricchito da colonne, frontoni e scalinate romane. Qui, incessantemente, nel corso dei secoli, Sardi, Fenici, Punici e Romani hanno pregato lo stesso Dio, il Babai, detto anche Sardus Pater. Un riuscito esempio di sincretismo religioso, o forse il segno tangibile che il sogno di quella pace sempre violata dagli uomini e incessantemente implorata agli dei è sepolto insieme alle pietre, ultime testimoni delle gesta e degli eroi di civiltà ormai dimenticate.